Buonasera. Ciao a tutti, ciao. Allora, è un piacere essere qui ed essere al quarto bicchiere di vermentino. Non riesco più a capire se il piacere di essere qui mi ha portato al piacere di essere al quarto bicchiere di vermentino o viceversa. Ma quello che posso dire è che vivo una sensazione abbastanza strana, peculiare, perché molti anni fa sono stato invitato in una grande convention di una grande casa automobilistica a Milano a parlare di macchine e di tecnologia dell'automobile e mi intervistava Enrico Mentana. E Enrico Mentana, io e Matteo abbiamo una cosa in comune: non abbiamo la patente. E oggi mi trovo qui a parlare di un libro la quale trama si svolge in alta quota su un aereo e ho paurosissimamente preso un aereo di poco più di un'ora da Bologna perché io odio volare e ne ho una paura cieca. E il viaggio di ritorno è stato dirottato a Venezia perché non sono riusciti ad atterrare a Bologna. E qualche giorno fa ho visto sulla pagina Instagram di Repubblica un aereo di non so dove colpito da un fulmine. E ho avuto incubi ricorrenti su questo volo, ma sono vivo e ho voluto credere a Matteo, e quindi grazie Matteo. Credere è un po' come volare. E la prima domanda che mi viene è se tu hai mai avuto in una certa fase della tua vita paura di volare. Tanto buonasera. Io sono... Buonasera, sono emozionatissimo. Come ben sapete, oggi, come l'ha ribattezzata la Nuova Sardegna, è il Porru Day. Siamo passati dal D-Day dello sbarco in Normandia al P-Day dello sbarco sul Poetto. Quindi è bellissimo vedere la sala così, è bellissimo essere al Teatro Massimo, che è stata ed è la mia seconda, terza casa. Fra un po' ci metterò anche la residenza fiscale perché voglio sgravare sulle finanze familiari, però sono soprattutto contento che accanto a me ci sia Lodo, che siamo tutti qua insieme a goderci quest'oretta insieme a parlare di storie. Come sapete oggi è uscito il libro, è uscito il documentario, insomma da ieri. C'è un momento in cui ho avuto paura di volare, cioè, attenzione, questa non te l'aspettavi, io te l'ho detta perché volevo infilartela lì, proprio C'è stato il momento in cui ho avuto paura di volare, in cui mi sono aggrappato ai portabraccia del sedile come ti sei aggrappato tu oggi in decollo da Bologna, ed è stato il momento in cui io ho associato il volo con la malattia. Ci ho lavorato parecchio su questa cosa. Io associavo il volo al fatto che dovessi andare a Roma per operarmi, quindi ovviamente il volo diventava un ostacolo, diventava un impedimento, diventava qualcosa che non mi faceva stare bene. Associavo la turbolenza, associavo il malessere a un'infinità di sensazioni anomale di me, non capendo i movimenti dell'aria. Poi diventando pilota l'aria l'ho capita, ho fatto amicizia, l'ho dato del tu, per un lungo periodo della mia vita l'ho dato del lei. E l'aria ti stupisce perché ti insegna a vivere, ti insegna l'equilibrio, ti insegna l'eleganza, la turbolenza, l'essere tesa, l'essere delicata, e in un certo qual modo ispira nei suoi movimenti, anche nella sua eleganza, nella sua sontuosità. È magnifica l'aria quando si muove. C'è una cosa che a me piace dire, a noi piloti piace dire quando si vola e l'aria è immobile. Avete presente quella sensazione in cui l'aeroplano galleggia e tu non ti accorgi nemmeno che sta volando? In quel momento noi diciamo che l'aria ride. Ecco, io ci ho messo un bel po' ad ascoltare la risata dell'aria. Quando l'ho trovata non ho mai smesso di volerla sentire, e ogni volta me lo ricordo quando scrivo e quando volo, più quando scrivo che quando volo. C'è una immagine molto simile che mi va di lasciarti così. A un certo punto, durante l'occupazione della fabbrica in GKN a Campi Bisenzio, stiamo parlando di 400 operai che vengono
licenziati via mail per delocalizzare la fabbrica e decidono di fare vertenza sindacale, di occupare la fabbrica, di non fare entrare nessuno, di bloccare i macchinari. E io ci ho passato un po' di tempo in questa fabbrica e in effetti è un posto apparentemente immobile, ma in realtà ogni minuto che quelle macchine non producono e stanno ferme, sono semplicemente accese ma ferme, ogni minuto la fabbrica perde 20.000 euro. Se tu ti fai una passeggiata di 10 minuti in questa fabbrica vuota, che è un'esperienza che vi consiglio, è una passeggiata da 200.000 euro. E questo suono no, di macchine accese ma ferme, loro lo chiamano la bimba che dorme. Tu sei uno degli amici più giovani che ho e mi fai venire in mente uno degli amici più vecchi che ho. E non solo perché tu sei un classico giovane vecchio, io non posso che interfacciarmi a te essendo un classico vecchio giovane, cioè un quasi quarantenne con la sindrome di Peter Pan, praticamente la metafora vivente del disastro della mia generazione in questo paese. Però diciamo questo mio amico vecchio ha una serie di cose in comune con te, una bulimia artistica importante. Tu viaggi diciamo a velocità di crociera da un libro all'anno, lui viaggia a velocità di crociera da un film all'anno per 50 anni, e poi ha un'altra cosa in comune, che parla solo della vita che non ha vissuto, e la vita che non ha vissuto è la sua occasione per vivere la sua vita d'artista. Sto parlando di Pupi Avati, che ha fatto che ha fatto quasi solo film che dicono una cosa molto semplice: avrei voluto essere un musicista. Tu hai molti libri di fronte a te, spero anche Pupi ancora molti film. Pensi di continuare a dire per tutta la vita avrei voluto essere un pilota? Forse sì, perché ci sono tanti ragionamenti che fai, diretti e indiretti. No, io intanto volevo fermare la parola e dire che qua in prima fila c'è la mia scrittrice preferita che si chiama Milena Agus. Certo che ti ho visto, Mile, non posso non vederti. Grazie tesoro. Forse sì, perché io ho passato tutta la vita a dire di voler diventare un pilota e alla fine mi sono ritrovato su un palco con te a dire che da 10 anni che faccio lo scrittore. E non so come ci sono arrivato, non so collocare un momento in cui la vita poi mi ha portato a fare questo. C'è un ordine di eventi, c'è un flusso, c'è una omogeneità. Io il volo ormai ho deciso di metterlo un po' dappertutto e mi piace farlo perché credo sia una situazione in cui mi ci ritrovo. Io l'ho detto da poco in un'intervista ad Avvenire, lo ripeto testualmente: quando scrivo mi faccio le domande, quando volo trovo le risposte. Le trovo a tutto indistintamente, cerco sempre di individuare all'interno dell'AIA le dinamiche che a terra non mi vengono bene. Quando il mondo mi innervosisce vado via dall'elica e salgo a qualche migliaio di piedi sul mondo, improvvisamente tutto diventa un insieme di geometrie essenziali, irregolari, purissime, e mi danno la capacità di estraniarmi, che è un po' quello che fa il protagonista del Volo sopra l'oceano, che è Rullo di Tavoi, un ventriloquo. Ventriloquo, e voi direte: ma come cacchio ti è venuto in mente il ventriloquo? Perché tu ci ragioni, no? Sulle eventuali campionari di personaggi ipotetici, come è arrivato il ventriloquo, e soprattutto perché il ventriloquo. Intanto il ventriloquo è una figura sorprendentemente simile a quella dello scrittore. Il ventriloquo inventa voci, storie, contorni a pezzi di pensa. Inventa vite che non esistono, voci che non esistono, pensieri che lui trasferisce a creature inanimate. Esattamente quello che fa lo scrittore, preciso, identico papà. Noi creiamo vite assurde. C'è una poesia bellissima di Viviane Lamarck, che è una poetessa romana strepitosa, che dice una cosa verissima, splendidissima: regnava la vita immaginata. Nella vita dello scrittore, nella vita
tua, come musicista, come autore, nella vita di Pupi, nella vita di chiunque faccia arte, regna la vita immaginata. E regna in maniera assoluta, incontrollata, quasi irremovibile. Dico quasi perché a volte la rimozione c'è quando la vita reale assume i contorni della vita immaginata, quando le due cose si sovrappongono, quando praticamente si identificano. A me è successo da pilota, è successo col volo. Per cui, per rispondere alla domanda, no, non arriverà credo un momento in cui smetterò di dire che avrei voluto essere un pilota. Forse nella vita farò di tutto per dire che nella vita avrei voluto essere uno scrittore. L'aria no, c'è questa frase che tu dici, no? Dove il cielo si abbassa. Noi l'aria la proiettiamo molto spesso in un luogo altro e alto, ma in realtà in letteratura l'aria è storicamente un regno di mezzo. Cosa che mi viene in mente, l'esempio più preciso secondo me è negli uccelli di Aristofane. Gli uccelli di Aristofane stanno sospesi in mezzo all'aria perché hanno schifo delle miserie, diciamo, della vita umana, ma forse hanno ancora più schifo delle miserie dei capricci degli dei. Sì. E quindi nel tuo stare là, in quel regno di mezzo, da quale disagio stai scappando che viviamo noi e da quale disagio stai fuggendo che sta più in alto rispetto agli aerei? Sono due pressioni, l'hai letta bene, sia nella mia vita sia nel romanzo. Io volo perché a terra ogni tanto capita che i problemi siano insormontabili, siano giganteschi. E più sali, più si allontana. 1, 2, il problema che tu vedi a terra in aria non lo vedi. 1, perché hai ben altro a cui pensare. Parentesi, far volare un aeroplano a 100 nodi verso una destinazione che decidi tu con i controlli. La seconda, è molto più interessante, è che se guardi bene c'è una cosa assurda, che è un principio fisico, però ve lo racconto. La densità dell'aria decresce salendo. Arriva fino a 24.000 piedi, che è fondamentalmente stabile, poi sale ancora e gradualmente diventa sempre meno densa. Gli aeroplani volano fino a 40, 41, 43.000 piedi alcuni, poi si fermano, più in alto non si va. Quindi il limite c'è. Ed è un limite di rarefazione. Il mondo visto da troppo in alto, quando ti astrai troppo, è pericoloso, perché non lo governi, non lo conosci. Le leggi fisiche, le leggi di vita che applichi se tu ti estranei troppo dalla realtà sono fatali. In Michele è esattamente questo. Michele Prato, il protagonista, ovviamente MP non è casuale, non ve lo devo dire, però fondamentalmente per un periodo l'ha fatto. E proprio perché era troppo in alto, proprio perché era un bambino, ma capiva di essersi allontanato troppo dal mondo, c'era stato un solo modo per riportarlo un po' più giù: i pupazzi. Michele è un bambino solo, fondamentalmente un emarginato, un piccolo emarginato. Ma grazie all'intuizione di una maestra delle elementari, lui un giorno mette una calza nella mano e ci fa una bocca. E inizia a farla parlare, a discutere, a colloquiarci. E improvvisamente in quel momento si compie una magia. Forse la cosa più bella che possa accadere a chi la voce non ce l'ha, la affida. E l'affidare la voce a una calza che parla è l'incantesimo a cui Michele crederà per tutta la vita. Ed è l'incantesimo a cui credo io, non ad affidare a una calza la mia voce, ma pensare che se riesco a rimanere in quella fascia in cui l'aria è abbastanza densa da poterla vedere e da poter vedere sotto, allora forse qualcosa del mondo la posso capire meglio dall'alto. Va bene, allora secondo me qua entriamo nel mondo della mia inevitabile deformazione familiare. Io sono figlio di una madre giudice penalista che ha affrontato importanti casi di cronaca nera
E insomma, quando leggo Michele Prato, io non riesco a non pensare a Manuel Prato. No, è vero, è un'associazione immediata quella che mi viene al caso Varani, e la sovrapposizione in qualche maniera prosegue, nel senso che in effetti Manuel Prato penso che avrebbe voluto essere fondamentalmente una splendida starlet televisiva. Credo che forse quella sarebbe stata la realizzazione della sua esistenza. Avrebbe voluto essere una persona di spettacolo. A volte si immagina che le cose più terribili perpetrate da un uomo siano una forma di metastasi della loro ambizione artistica fallita, no? L'esempio più celebre ovviamente è Hitler, pittore, e invece. Esatto. E quindi la mia domanda è: se non fosse stato quello che è stato, Michele, che killer, che criminale sarebbe? E tu, Matteo, se non fossi uno scrittore, che killer saresti? Allora, Michele è la classica persona, proprio perfetta, considerato tutta la repressione, il dolore, incanalato male, è la classica persona che scoppia i palloncini ai bambini. Sai quello con le mine, secco, tutto il castello di palloncini scoppiati. Io dei palloncini ho avuto paura fino a 2 anni fa, quindi non scoppierei i palloncini. Forse il Matteo di adesso scoppierebbe i palloncini. Ma guarda che dentro c'è l'aria, che è una cosa bellissima. Però, no, allora, io che killer sarei? Allora, io probabilmente sarei, una sorta di, sai quelle, neanche un killer, di quella sorta di amebe sociali, quelle che vivono senza sapere dove andare, cosa fare. Io che sono sempre stata una persona molto nitida, con dei sogni. Probabilmente sarei un viandante alla... non lo so, che si perde tra Uras e Mogoro, una strada, cioè, che si perde tra Uras e Mogoro, inizia a camminare tra i campi urlando urca urca trullalero, ci splende il sole. Sarei un pazzo più che un criminale, probabilmente. Ma un pazzo serio, cioè dei pazzi. Come dice uno che suona con me, voglio morire come un vecchio pazzo. Che ha capito tutto, tra l'altro. È un'illuminazione che ha avuto in una superstrada Terzo Negroni, no. lucana. No. La Lucano c'è però, la Lucano. Sì. Allora, altra domanda che faccio a te per trovare delle risposte a me, che avendo io paura di volare, scrivo per fare domande e poi parlo con un pilota per avere risposte. Diciamo, nel campo, e qua secondo me diciamo, allarghiamo il quadro alla tua produzione e anche alla produzione parlando di te da vivo, su di te. Ricordiamo che abbiamo in comune questo destino per te ancora più pesante e impegnativo, essendoti capitato da più giovane rispetto che a me di avere un documentario dedicato a noi da vivi. Esatto. Che sono coccodrilli in miniatura, Sì, è una cosa veramente, veramente... Io, quando fecero il documentario sulla mia band e io ero ancora vivo, dopo averlo visto, mi sono sentito in imbarazzo per essere ancora in vita. Ho trovato che non fosse giusto esprimersi in maniera così encomiastica per qualcuno che non fosse morto. Però, diciamo... stanno nel campo di quello che adesso mi hanno raccontato nelle scuole di scrittura si chiama autofiction, e quindi nel campo anche dell'inevitabile messa in scena, in mutande, dei nostri dolori, dei nostri traumi, di quello che ci rende in qualche maniera vulnerabili e fragili. Mi viene in mente un principio, no? Un assioma sulla forza dei sentimenti. Più dell'odio può l'amore, più dell'amore può solo il ricatto morale, il più forte di tutti i sentimenti. Diceva Nanni Moretti, col tema importante vinci sempre ricattando il pubblico. Quindi, qual è il limite che tu ti dai? Ognuno si pone secondo me questa domanda. Qual è il limite tra il mettere in campo le tue fragilità e la tua intimità
e non sentirti di stare ricattando il tuo pubblico? Nascondiglio. Mm. Quando adesso vieni a casa, Meno. ti farò vedere. A parte quello che ho, come sempre. No, però ti farò vedere un parchetto che è accanto a casa e c'è un albero gigantesco al centro di questo parco, che è fondamentalmente una piccola oasi verde. Io su quell'albero da bambino giocavo a nascondino. Soltanto che credevo all'inizio, perché sono un deficiente, che allora io non giocavo a nascondino per trovare gli altri. Giocavo a nascondino per capire se gli altri venissero da me. Capito? Un po' l'ho invertita. Però la risposta è nascondino. Fin quando io sono capace di nascondermi nelle storie che creo, è lecito tutto. Quando vedo il mio riflesso nella storia mi allontano. E questo lo faccio sempre perché è un gioco di fino quello che accade quando tu incroci la vita immaginata e la vita reale, la tua. Perché poi la proiezione di quello che scriviamo è di fatto un lavoro molto inconscio, molto profondo di quello che siamo. Scrivendoti fuori parti di te che non conosci, le scopri, le reinventi, le perdoni, le avalli, le condanni. Hai varie attitudini a quello che sei, a quello che scopri. Però il confine, secondo me, è proprio l'identificazione. Io ho sempre cercato di dare ai miei personaggi tanto di me, ma non dare a ognuno di loro me. Ho lasciato sedimentare le cose, ho regalato parti di quelle storie, ho inventato cose che mi avrebbero potuto tranquillamente esonerare dal mio essere imperfetto, manchevole, o cinico tante volte. Quindi sono riuscito e ho voluto fare quel tipo di intervento, proprio perché credo che, e l'abbiamo detto prima al Corriere della Sera, una cosa molto simile, la fallacia sia quanto di più umano esista al mondo, nella sua natura e nelle sue conseguenze. Quindi io devo partire dal fatto che siamo tutti in qualunque modo fallaci. Il modo in cui tutto questo si incanala nella vita un po' la rende la bellezza che è. Io dico sempre che le azioni giuste non creano una storia, gli errori sì. E in questo non solo c'è un parallelismo nella realtà, ma anche nell'immaginazione. L'errore dell'immaginazione crea lo spunto per qualcosa di altro. Ricordatevi sempre che la nuvola si crea perché si rompe un incantesimo. Il punto di rugiada innesca una reazione per cui il vapore diventa nuvola. Quindi c'è sempre una crepa. Il problema è che devi essere sempre molto bravo a non fare in modo che sia uno squarcio. Ecco, io credo nelle crepe molto meno negli squarci. Potrei avere un approfondimento sulla differenza tra questi due concetti, che mi sembra una cosa molto bella. Allora, la crepa è qualcosa che innanzitutto puoi suturare, ci metti un punto e se ne va. La puoi limare, puoi curarla con una pomata, puoi darle attenzioni. Se è una crepa umana ci puoi lavorare, la puoi sanare. Lo squarcio no. Lo squarcio no, perché lo squarcio ha un problema, non ha più i bordi che possono combaciare, quindi per suturarlo ci vuole molta più fatica. Non hai più il tempo, perché lo squarcio è destinato ad allargarsi per fatica della pelle e del tessuto, e anche dell'uomo. E soprattutto lo squarcio ha un grande difetto, sanguina, la crepa no. E quando lo squarcio sanguina nella vita, come nella letteratura, è sempre un momento in cui devi riflettere. Io ho molti più squarci che crepe, ahimè, ma credo un po' tutti. Come essere umano. Come essere umano. Come essere umano. Nel romanzo Michele si illude di avere delle crepe, ma in realtà sono degli squarci, perché siamo tutti bravi a pensare che siano minori le cose che non guardiamo, che non vogliamo guardare. Michele in questo è molto coraggioso. La storia si svolge, l'ha detto prima Lodi, durante un volo in cui Michele fondamentalmente dialoga con un ragazzino, Jonathan, che ha 20 anni, e Jonathan aiuta Michele a vedere i suoi squarci e le sue crepe. C'è una grande differenza proprio fisica. Michele è un uomo sontuosamente anziano, dagli 80 in su. Jonathan è un uomo giovane, è un giovanissimo. Michele ha un corpo vecchio, infiacchito, ma soprattutto un corpo pulito. Jonathan ha un corpo pieno di tatuaggi. Le crepe e gli squarci che
Michele ha dentro, Jonathan se li è tatuati addosso. E c'è proprio un confronto estetico a un certo punto del libro su questo tema. C'è proprio un altro tipo di elaborazione del dolore, perché poi alla fine il messaggio strabordante sia della tua domanda sia della mia risposta è questo. Ognuno di noi ha una forma del dolore, la conosce, a volte la guarda, a volte la ignora, ma non c'è mai un valido motivo per pensare, uno, che non ci sia, e due, che non ci sia qualcosa o qualcuno che ce la possa far vedere meglio. E se posso aggiungere una glossa alla tua risposta che mi sembra ne interpreti il senso, assumersi la sfida di essere uno scrittore o di essere uno scribacchino di canzoni o di essere uno che racconta delle storie significa assumersi la sfida di poter accedere al nero che alberga in ognuno di noi senza doversi ridurre ad essere per tutta la vita il proprio trauma. Esatto. E il gioco è quello là, tu lo sai bene. E noi viaggiamo su quel filo. Siamo equilibristi? Sì. Abbiamo equilibrio? No. Questo è il gioco. Noi siamo equilibristi senza equilibrio. Noi cerchiamo di inventarci storie per trovarlo, non ci riusciamo, ma c'è un fattore fondamentale, che più cammini su quella corda, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, io lo più capisci che il segreto non è trovare l'equilibrio, è mettere un altro piede davanti. E quindi è un gioco a rincorsa, piede dopo piede dopo piede. L'equilibrio non lo trovi, però intanto vai avanti. Questo è il gioco della vita. Nessuno trova l'equilibrio. Lo cerchiamo disperatamente, io ne so qualcosa. Non lo trovo, è impossibile, cioè dimenticatevelo, sto bene. Hai messo un piede bene. Il piede dopo lo vediamo. Non è una proiezione pessimistica, è la realtà, il gioco è un piede dopo l'altro. Sotto il buio, il riflettore è sopra, la corda è sempre di quello spessore. Quando ci sembra leggermente diversa perché il piede magari l'abbiamo messo un po' storto, poi recuperiamo il passo dopo e poi andiamo avanti. La torretta è di là, di solito finisce quando saltano, no? Come diceva Mastroianni, se hai un minimo di qualità. Esatto, se ce l'hai. Questo. Allora, ti faccio una domanda che inevitabilmente si intreccerà poi a delle tue caratteristiche biografiche che hanno a che fare proprio con la tua vita e che sicuramente ti hanno portato, diciamo, a vivere il tempo dell'infanzia e dell'adolescenza, insomma il tempo dei giochi in maniera diversa e da un certo punto di vista più adulta rispetto a me e rispetto ad altre persone. Però, diciamo, nella sempiterna divisione della carriera dell'artista di Berselli, no? Che la divide in 3 fasi: giovane promessa, solito stronzo e venerabile maestro. Io, che sono ormai da un po' solito stronzo, sono stato una giovane promessa, nel senso che in effetti ho avuto successo abbastanza giovane alla tua età, ma non sono stato un bimbo prodigio. Io non ho vinto il campiello da neomaggiorenne, non ho fatto tutta una serie di cose e già per essere stata una giovane promessa la mia vita si è incartata su una serie di cazzate che ho fatto alla tua età, quando è arrivato quello che in qualche maniera è identificabile come successo, che mi hanno portato a pensare tante volte: questa cosa mi è successa troppo presto, io non ero pronto, tutto questo mi ha mangiato. E la mia domanda a te in realtà è duplice, cioè se ti capita di pensare che ti sia arrivato il successo troppo presto nella tua vita, e se ti capita di avere paura che questo successo sia anche legato alla tua figura di bimbo prodigio, cioè se hai paura che questa cosa si esaurisca una volta che diventi uno scrittore adulto. Allora, io ho iniziato quando avevo il ciuccio. E dico così perché la prima intervista che uscì, che mi fece il buon amico, che non so se in sala doveva esserci, se non ce l'ho ammazzo, Luigi Almiento, dell'Unione Sarda. Luigi, Scopriamo subito se è cioè, morto. Luigi c'è, è andato in cassa 4, perfetto. Luigi
fece il titolo di quella prima intervista era Matteo il baby romanziere prodigio. Che era vero, era verissimo. La foto di quell'intervista era un cappotto color cammello, taglia S, io vestivo XS, sto cappotto mi era gigantesco, tuttora lo vesto S ed è gigante, e ti giuro che ogni volta che ci ripenso, dico ok, Matteo Porru, una volta l'ho fatto, sono andato su internet, ho detto, vediamo cosa esce dopo Matteo Porru. È uscito giovanissimo scrittore, neanche scrittore, perché poi giovanissimo purtroppo oggi è un'accezione un po' riduttiva, cioè tutte le cose giovanissime, se pensate, automaticamente diventa sinonimo di acerbo, non è così. Poi nei casi specifici magari sì, ma acerbo e giovane molto spesso vanno di pari passo. Io non credo sia così. Un autore può essere acerbo anche a 60 anni e un giovane può essere acerbo a qualunque età, però il principio che vadano assolutamente di pari passo sempre, secondo me è un po' azzardato. Su sinonimi contrari di Treccani, l'abbinamento giovane acerbo, per dire, non c'è. Per cui quello è un aspetto che c'è sempre stato. Io non ho sofferto l'essere giovane scrittore, neanche il giovanissimo scrittore, non ho sofferto l'essere considerato una giovane promessa, no, quello non l'ho sofferto. Io ho sofferto un'altra cosa, ho sofferto un aggettivo che ogni volta che dicono qui, cioè qua, si pianta sullo stomaco, è emergente. Ragazzi, emergente è tremendo. Scrittore emergente, giovane, finirai di essere giovane, non finirai mai di essere emergente. Emergente è una cosa che ti appioppano subito e tu sarai emergente per tutta la vita, tipo le terre emerse, no? Che c'erano, ricordate, la Pangea e la Pantalassa, no? La Pangea è emergente, io ho vissuto tutta la vita finora da emergente e tu dici al quinto romanzo, saggi, testi teatrali, cinema, magari finirò di emergere un giorno, no. Quindi se ti devo dire la cosa che più mi impensierisce è l'emergente. Un giorno vorrei essere, non dico Pangeo sì, però un pochino, cioè avere un po' quel tipo di situazione là. Mi ha aiutato molto la prova del giovanissimo, che tu hai superato, che io devo superare e sto cercando di affrontare nel miglior modo possibile, che è il momento della conferma. A un certo punto smetti di essere giovane, ti cresce la barba, ti viene cosa viene dopo i 35, l'odogo Nulla che si vede ma tutto che si sente. Perfetto. Allora, viene tutto che si sente, no? E tu a quel punto dici, magari l'ho superata. Ecco, io vorrei superare l'emersione. Quando emergerò definitivamente e riterranno che sarò emerso, vediamo come andrà. Di sicuro posso dire che emergendo ho visto moltissime terre salire e moltissime altre terre cadere. In tutti i sensi, di persone, di situazioni, di contesti. Quindi se è vero, come è vero, che siamo tutti in emersione, allora forse è meglio non emergere mai. A proposito del tema della tua immersione, lo dico io perché è più elegante che lo dica io, questo libro che esce in questo momento, giusto? Prima della sua uscita, in 5 ore dalla sua, diciamo, uscita, ha esaurito la prima ristampa. Ed è andato in ristampa 5 ore è durato. Diciamo, esistono anche emergenti meno emersi di così. No, non ho capito come, tra l'altro, proprio fisicamente, cioè alle 8 del mattino di martedì, un essere, allora, perché valutano le copie vendute dalle 8 alle 13, un essere vivente civilizzato, il martedì mattina, no? Cioè, ma siamo in un paese coltissimo e di grandi lettori. Questo è vero. Si vede ogni Se tornata. voi non avete elettorale. idea che è bello da qua vedere la sala piena, è bellissimo. Mi state facendo un regalo, voi non avete idea. Io sto trattenendo le lacrime da 20 minuti, sappiatelo. È bellissimo. Sempre all'interno di questo tipo di paurine della buonanotte, proverei a sintetizzarle con questa espressione frugale, c'è il tema che sì, quando tu sei giovanissima promessa, quando tu sei davvero nell'emersione più totale, fondamentalmente
diciamo, ancora non hai un contratto, ancora non hai persone che lavorano con te e per te, ancora, diciamo, dalla parabola che avrà la tua opera non dipende lo stipendio di nessuno, eccetera, eccetera. Io mi ricordo chiaramente questo momento. Per me il primo disco è stato una festa incredibile, dal secondo disco c'erano 30 persone che avrebbero campato per 2 anni del tour conseguente a quel disco, e avevo un'angoscia mortale e pensavo tutte le notti, magari ho solo avuto culo, non ho più niente da dire, forse non ho mai avuto niente da dire, forse sono una truffa. Fondamentalmente io ho scritto per distrarmi dai momenti in cui ero convinto di non avere niente da scrivere. Come passi le notti quando non hai un'idea? Intanto i pensieri che hai avuto tu li hai avuti identici io, uguali, precisi. Nessuno di noi sa. Quel poco che sappiamo, fingiamo di averlo capito. E quando arriva quel tipo di onda lì, che noi abbiamo visto arrivare e abbiamo visto, tu sei pieno di dubbi, di perplessità. Io sono 3 notti che non dormo. Perché è una cosa grande. Ed è più grande di te. Ed è più grande di me. Quindi è stata difficile poi da inquadrare, da dargli un senso. Scusami se ti interrompo, perché secondo me questa cosa può nutrire la tua risposta, perché tutta questa cosa viene sempre trasportata in un immaginario, diciamo, un po' metafisico del viaggio dell'artista che deve esprimersi, deve essere riconosciuto, ma non è solo una questione di vanità. In realtà lì a un certo punto diventa una questione materiale, cioè la mia plausibile vanità diventa la vita, il mantenimento economico di persone attorno a me. Incidentalmente anche la tua. Esatto. Incidentalmente anche la mia, ma il fallimento mio io me ne faccio carico perché ho deciso di mettermi su un palco e farmi dire bravo. Ma il fallimento della vita degli altri è un po' più impegnativo da gestire. E questo è vero. Però mano a mano che vai avanti, io questo l'ho notato, c'è un altro risvolto bellissimo, che per me lo è stato, soprattutto in questi ultimi 6-7 mesi in cui ho avuto l'onore di lavorare in Rai, al documentario e a tante belle cose che arriveranno. Sai di non essere solo. E questa consapevolezza, che è vero che ci sono persone che dipendono dal tuo lavoro, e persone a cui lo affidi il tuo lavoro, però sapere di non essere solo ad affrontarlo e di avere davanti una situazione grande, ma di sapere che ci sono delle persone che a loro, per il bene, ma per il meglio, lavorano e fanno in modo che questa cosa vada davvero come forse dovrebbe andare, questa cosa a me rincuora molto, moltissimo, e quindi cerco sempre di ricordarmela quando l'idea, Matte, è una cosa grande, emerge, e a volte emerge forte, perché è impegnativo. Io quando non ho idee sono un uomo vuoto. Io cerco sempre l'idea, in qualunque momento. Mi tiene vivo pensare a qualcosa, soprattutto mi tiene vivo pensare a qualcuno. Io cerco sempre di pensare a qualcuno. È un tipo di attitudine che esercito molto, perché c'è una cosa in cui credo più di tutto il resto, più dell'arte, più dell'amore a volte, e più di tantissime virtù e o pregi che il mondo regala a noi mortali, ed è la cura. Cura è una parola bellissima, anche per un motivo, se volete, semantico, adesso Fra annuirà, perché tutte le parole cambiano nel corso del tempo, cambiano suono, cambiano composizione, cambiano rumore, lui lo sa benissimo. Cura no. Cura è dal mondo latino, che è cura. La usavano, magari qualcuno di noi l'ha usata per fare, e ve la ricordate anche, la prima declinazione. No, rosa, rose, rose, rosa, rosa, rosa. Ricordi del liceo che ho fatto l'altro ieri, quindi dovrebbero essere freschi. Però la cura non è mai cambiata. La cura data
la cura regalata, credo sia una delle cose più preziose del mondo. Quindi, quando dici, a volte ti capita di non avere idee, sì, a volte ti capita di riconoscere la cura, certo, a volte ti capita di non curare te stesso per curare gli altri. Questa è una cosa che so fanno i ratti, che la facciamo molto spesso. A volte cerchiamo di badare agli altri anche per badare a noi, e un po' questa cosa ci viene male. Però il pensiero di avere qualcuno che ci viene a darci un bacio, o il pensiero di poterlo dare a qualcuno, secondo me è una forma di bellezza più pura che esiste al mondo. Non valgono i romanzi, non valgono i film, non valgono le canzoni. Cioè qualunque tipo di costrutto e o di proiezione. Io credo, ed è una frase presa dal mio TEDx a Spoleto, credo che questa sia la felicità del mondo. Sapere di avere qualcuno che in un qualunque momento verrà a darci un abbraccio. Dici in che cosa si vedono nei 35 anni in niente, ma in che cosa si sentono in un sacco di cose, ad esempio il cinismo e ad esempio l'abbandono di alcuni afflati, no? Secondo me una cosa che a me è successa, ad esempio, dai 20 ai 30 anni, è perdere il trasporto emotivo nei confronti della parola libertà e riscoprire quello nei confronti della parola uguaglianza. Diceva Tolstoi, sei libero se hai 1 milione. La libertà venduta così all'interno del sistema in cui viviamo, no? È in qualche maniera un mito capitalistico. Chi se ne frega della libertà se non c'è uguaglianza. E questa cosa mi è capitata anche sull'amore, su quello che tu chiami cura. In qualche maniera qualcosa ha sostituito, anche con forza, questo tipo di trasporto. Ma questo libro è un libro d'amore e io sto cercando con la domanda che mi sto trascinando avanti in qualche maniera a tentoni nel buio della mia immaginazione, sto cercando di rifugire qualsiasi deriva inutile gossipara che mi fa schifo, però in questo libro c'è una dedica che è una dedica d'amore e che lo rende un libro d'amore. Io non voglio sapere niente dei cazzi tuoi, questo non lo voglio sapere, però voglio sapere in che senso questo è un libro che parla d'amore. Intanto perché è un libro in cui per una volta l'amore non vince. Tutto questo ovviamente con rombo del 737 Ryanair in sottofondo, perché altrimenti non è scenografico, no? Lui riconosce gli aerei così, È un libro in cui l'amore non vince, anche se è un libro pieno d'amore. Perché l'amore non vince? Perché poi alla fine, ovviamente non vi dico che succede, però alla fine non vince. Perché nella vita troppo spesso non vince l'amore e nel nostro immaginario, secondo me un po' troppo spesso deve vincere l'amore. Invece per una volta ho lasciato che a vincere fosse la verità, cioè che noi cerchiamo di vagabondare nella vita senza un senso preciso e quando lo troviamo molto spesso siamo così confusi da non riuscire neanche a realizzarlo. Michele Prato diventerà uno dei più grandi ventriloqui della Rai. Manca a farlo apposta, il giorno stesso c'è il documentario, capito? E sarà uno dei grandi pionieri del piccolo schermo in bianco e nero. E voi direte, ma come ci è arrivato? Ci è arrivato per quella storia della calza di cui vi parlavo, ma soprattutto perché si innamora di Clio e soprattutto per una domanda di Maestra Grazia, la maestra della calza. Un giorno Michele, preso dall'incertezza più totale e dal trasporto per questa nuova forma di vita, dice alla maestra, faccio la bambina, maestra,
Ma da dove vengono i pupazzetti? Stiamo sempre parlando di 3 anni fa, giusto? Sì, esatto. L'altro ieri. La maestra non sa che cacchio fare, sta spiegando geografia in classe, c'ha il mappamondo, sapete la carta, quella degli anni 80, la carta gigantesca in scala, e punta un dito a caso e il volo sopra l'oceano è il volo del dito di Maestra Grazia, da qui il titolo. E c'entra un'isola, che è Gran Canaria, che era il titolo provvisorio di questo romanzo. Voi ricordate sempre che voi i romanzi li dovete leggere sentendo i titoli provvisori degli scrittori, mai quelli provvisori capite tutto. Questi qua dice, bene, ma perché l'ha chiamato così? E in quel momento Michele trova e vede in Gran Canaria la sua idea di mondo, di futuro, di avvenire, di bellezza, di coerenza, di meraviglia. C'è quella Gran Canaria e poi ce n'è un'altra, che è quella in cui si trasferisce Clio Garrido, la sua compagna di classe di cui lui si innamora follemente. Lei si affeziona tantissimo a lui, si mancano di poco. Lei vuole un rapporto profondo, lui ne vuole uno intimo. E lei si chiama Io non Clio posso Garrido. chiederti qual è la differenza. Ah, sennò... No, allora, mentre voi parlate, c'è Paola che mi fa segnali di regia 5 minuti, quindi stavo guardando e mediando. Allora, il discorso è che Gran Canaria coincide in tutto. Gran Canaria coincide nel futuro e nelle prospettive di Michele e nella destinazione in cui poi Clio si trasferirà dopo quel liceo, dopo quell'anno di scuola. Sì, ma io te lo chiedo per il futuro delle mie relazioni e delle mie litigate al telefono a partire da stanotte. Qual è la differenza tra un rapporto profondo e uno intimo? Ah, quello voi state, sono 20 anni che mi chiedi la domanda alla Marzullo. Ma io questa supercazzola in videochiamata non è una alle supercazzola, è una 11:35 genialità. stasera, certo, È una genialità. Me l'ha detto un autore. Te l'ha detto un autore, capito? Un giovanissimo autore. Emergente. Allora, puoi giocare. No, guarda cara, tu vuoi un rapporto profondo, ma io... Se me lo spieghi meglio non riesco anche a argomentare. Mentre io stavo andando per la tangente, tu eri là. Ok, perfetto. Allora, il rapporto profondo è il rapporto d'amicizia, il rapporto intimo è il rapporto di altro tipo. Il gioco è quello, je son fait, il est ici, è là. Quindi il rapporto profondo è il rapporto di amicizia, il rapporto intimo è un rapporto da fidanzati, da compagni, diciamo. Quindi si mancano in questo, sono due intensità molto vicine ma non uguali. E in tutto questo poi cambia, ovviamente, il loro tipo di percezione, anche perché poi lei smette di essere nella sua vita nonostante lui continui disperatamente a cercarla, lei improvvisamente svanisce, ma lui vive nel ricordo di questa relazione fondamentalmente tutta la sua vita. E si innesta molto bene in questo lungo volo che Michele fa per andare a ritrovarsi forse, oppure per andare a trovare un nuovo equilibrio in se stesso. Perché sei fuori dal mondo, sei la sospesa, è un po' come sposarsi in crociera. Come sposarsi in crociera, ai Caraibi, esatto, con la creola che ti guarda con amore. Noi siamo nel regime dell'ultimissima domanda, mi pare di capire, perché già ci segnalano... Posso chiedervi soltanto una cosa, e questo lo voglio fare di cuore. L'ho fatto un applauso ai ragazzi del Teatro Massimo. Stefano, allora ho detto fatti un applauso, Stefano, se ne andate. Grazie perché, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, è stato ed è meraviglioso sempre essere qua. Basta, puoi tornare all'ultimissima domanda? No, l'ultimissima domanda è quella terribile, cerco di travestire da domanda intelligente quella terribile domanda da fine intervista che si riassume con la terribile espressione di 3 parole: progetti per il futuro. In realtà sono 4, però tu mi hai detto una cosa mentre mi portavi a pranzo. Stai fermo. Mentre mi portavi a pranzo. Sì, lo dico contro il microfono, sì, mi sento potentissimo adesso, sono un grande, la mia voce è ovunque. E dicevo, mentre questo ragazzo mi portava a pranzo, mi ha portato a pranzo nel bar dove andava a prendere i panini in pausa pranzo nel suo liceo, ieri l'altro.
e mi ha detto che sta già scrivendo un altro libro. Quindi Allora, vi prego, trattenetelo, ditegli che abbia tregua. io chiudo ringraziandovi con tutto il cuore per la vostra presenza qua, perché oggi è un giorno per me molto speciale e sono contento di vedervi così numerosi, davvero grazie. Facendovi un piccolo regalo fuori programma, cioè fuori programma per loro, in programma Io per lo te. sapevo. Come sapete molto bene, il lavoro degli scrittori è a strati. Tu finisci un romanzo e ne inizi un altro. Scusate il fiatone, ma ho corso per le scale. E vorrei lasciarvi con l'inizio del nuovo romanzo. Scusa, posso dire una piccola cosa? Devi. Citare il maestro Pugliavati per l'ultima volta, che mi diceva sempre: a metà delle riprese di un film ti viene in mente il film successivo, perché il film che stai facendo nella tua testa è già finita. Questa cosa me l'ha insegnata il maestro Louis Malle, e l'ultimo destinatario di questa cosa meravigliosa tra maestri del cinema internazionale era uno stronzo come me. E questa cosa è molto emozionante. Quindi qual è il prossimo romanzo di Louis Malle? Il titolo ovviamente non ve lo dico, perché è un provvisorio che cambierà. No, brava Fra. Ed è il mio grazie per stasera. È un regalo che faccio. L'unica cosa che vi chiedo è: spegnete i telefoni, non riprendete. Questa è l'unica cosa che vi dico. Tranne la Digos. Tranne la Digos che ti... Vai, non ti preoccupare. A sto punto riprendete, perché per la diretta. Vai, no problem. Tanto non è ancora... si può ancora fare, se no non lo farei. Sulla stessa panchina in cui è morto, seduto al centro, Filoderba aveva detto a Marta che il mondo gli faceva meno paura quando le teneva la mano. Lei gliela strinse più forte del solito, poi salì sul calesse diretto in città. Fu l'ultima volta in cui si videro e la prima in cui lui pianse dal dolore. Gli amici di sempre gli si misero vicini. A destra Franco Mannoni, noto radiolina per quella sua strana mania di addormentarsi col rumore della radio. A sinistra Giovanni Papa, detto Papa Giovanni, noto ovviamente santità, gli disse che il cuore batteva lo stesso. Batteva fortissimo a Vittorio Loche, noto Filoderba, e quando smise di pompare lo portarono in spalla al Camposanto, radiolina a destra e santità a sinistra. In coda a quel corteo c'era lei, vestita di buio e infiattita dal tempo, che stringeva il vento nelle mani e pregava di avergli dato un bacio e di non ricordarlo. E questo lo vedremo poi. Grazie Lodo, grazie della tua amicizia, grazie che sei stato qua stasera, grazie a tutti.